Ha il rigore della storia, ma è costruito come se fosse un romanzo. Ogni parola scritta è il risultato di una ricerca durata 4 anni e nelle 298 pagine non c'è nulla di inventato. Ma dopo un'introduzione con le carte dell'inchiesta c'è la ricostruzione dei giorni che precedono la tragedia, con gli interrogatori dei testimoni che si trasformano in racconto. Una sorta di commovente Spoon River con i ricordi a fare da filo conduttore. Parliamo dell'acqua non ha memoria, storia salvata del disastro del Vajont, edito da Utet Edizioni. È l'ultimo libro che Piero Ruzzante, in passato per 2 volte parlamentare e poi consigliere regionale, ha scritto assieme al giornalista Antonio Martini. Uscirà domani, ma l'ho presentato ieri a Pordenone Legge dialogando con Chiara Valerio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 18 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda il Vajont, storia di ieri e oggi. Non ripetiamo gli stessi errori. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi, nell'articolo di Nicoletta Cozza. Si parla del saggio edito appunto da Utet Edizioni, L'acqua non ha memoria, scritto da Piero Ruzzante e Antonio Martini. L'ultimo libro di Ruzzante fa riemergere le vicende personali e collettive della tragedia, scrive la giornalista Nicoletta Cozza. L'autore ha preso spunto dal fatto che il 9 ottobre sarà il 60° anniversario della drammatica esondazione, rimasta impressa nella memoria come un disastro che si poteva evitare. È tornato in quei luoghi, quindi, a caccia della memoria rimasta sepolta tra le macerie, ha recuperato le voci dei superstiti analizzando le carte processuali, raccolto documenti rimasti nascosti negli archivi, indagato la verità giudiziaria e civile per ricostruire l'accaduto. Nel volume, spiega Ruzzante, riemergono le vicende personali e collettive della tragedia, per esempio la storia del carabiniere che si salvò grazie alla chiamata in servizio nel cuore della notte, ma che vide la sua famiglia spazzata via, quelle degli operai, delle centraliniste, delle cuoche impegnate alla diga, degli ingegneri che analizzarono la fattibilità del progetto e se ne assunsero la responsabilità, di Lorenzo Rizzato, di Tina Merlin e di quanti hanno caparbiamente ricercato la verità, dei geologi che per primi si accorsero di quanto stava per succedere, degli avvocati che hanno difeso l'Enel Sade e dei legali di parte civile come Giorgio Tosi che si sono battuti per ottenere il riconoscimento delle responsabilità della stessa Sade, fino alle storie degli sfollati che sotto le macerie di uno dei più grandi disastri della storia d'Italia hanno perso tutto. Insomma, un libro nella forma del romanzo che però è frutto di una ricerca storica e che racconta a 60 anni di distanza la storia del Vajont con l'obiettivo che oggi e soprattutto domani non si ripetano simili tragedie causate evidentemente da simili errori dell'uomo. Voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi parlando di politica regionale. Ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi dove in primo piano troviamo un reportage realizzato dalla giornalista Laura Berlinghieri a Pontida, sul famoso Pratone, dove la Lega di Salvini, come ogni anno, si è ritrovata. Vediamo in particolare come si sono comportati i veneti a Pontida. Questo è il titolo degli articoli a pagina 4 e 5, firmati appunto da Laura Berlinghieri. E allora vediamo: Caner marcato Bottacin, lo strappo, unici 3 big a non salire sul palco. Parliamo dei 3 assessori regionali della giunta Zaia che nelle scorse settimane hanno fatto parlare di sé, tutti e 3 indiziati di un possibile abbandono della Lega e un passaggio a Forza Italia. Insomma, i 3 assessori ribelli decidono di lasciare il segno a Pontida, un segno di polemica, e non salgono sul palco che tra l'altro ha ospitato anche Marine Le Pen, invitata da Matteo Salvini. Zaia invece ha parlato di autonomia, ha detto il leone è sempre più incazzato. Calderoli ha promesso che il disegno di legge sull'autonomia sarà al Senato in ottobre e che sarà legge nel 2024. I quotidiani Gruppo Gedi raccolgono anche le dichiarazioni
dell'europarlamentare Tony Darè: l'alleanza con Le Pen è una scelta sbagliata che comprometterà i nostri prossimi 5 anni in Europa, dice l'esponente della minoranza interna in Veneto. E poi le parole dell'assessore al turismo Andrea Caner, uno dei 3 assessori ribelli della giunta Zaia, che rincara la dose: anche qui sento tante critiche ai vertici. E allora la giornalista intervista Alberto Stefani e gli chiede: valuterete se espellere i 3 assessori? Risponde Stefani, segretario regionale della Lega Veneta: oggi parliamo d'altro, ognuno fa le sue scelte, ma salire sul palco è un onore. E ancora, tra i socialisti e Le Pen scelgo lei come alleata europea, e sull'autonomia stiamo correndo spediti. Vediamo le voci dei leghisti, cioè dei militanti della Lega Veneta che hanno partecipato alla manifestazione. Autonomia, l'ultimatum del Pratone, la nostra fiducia non è per sempre, questo è il virgolettato, l'umore della base, il governo con Fratelli d'Italia non ci piace, ma almeno che siano rispettati i patti. In un anno non è cambiato praticamente niente, eppure il nostro voto al referendum è stato chiaro. Si parla ancora dell'autonomia. Anche il Gazzettino invece, nel racconto del Nord-Est sul Pratone, sceglie di fare il titolo sui 3 assessori ribelli: a Pontida ma divisi, 3 assessori veneti non salgono sul palco. Marcato con la t-shirt di Peronichini, Bottacin e Caner restano sull'erba e marcano le distanze, ma è vietato polemizzare, noi siamo qui per i militanti, dicono i 3. Appunto c'è la foto dei 3 assessori sul prato, marcato a la maglietta con scritto #Onichini libero. Voltiamo pagina, sempre in tema di politica regionale. Ieri alla festa dell'unità di Padova i 3 sindaci cosiddetti della 4, i sindaci del centrosinistra di Padova, Vicenza e Verona, si sono ritrovati sul palco. Allora leggiamo i titoli dei quotidiani di oggi: accoglienza, integrazione, no ai tagli al PNRR, la ricetta di Giordani, Tommasi e Possamai. Alla festa dell'unità di Padova riuniti i 3 sindaci del centrosinistra dei 3 capoluoghi di provincia veneti. Ancora sul Gazzettino le priorità del centrosinistra: migranti, i sindaci della 4 dicono no ai maxi centri in Veneto. Alla festa dell'unità la linea dei primi cittadini di Padova, Vicenza e Verona, il patto tra i capoluoghi guidati dal PD, qui per porre i temi forti del territorio. Gli amministratori moderati della Lega condividono le nostre idee sull'accoglienza contro le grandi concentrazioni, dicono i 3 sindaci, o meglio l'hanno detto ieri sera alla festa dell'unità di Padova, che era alla sua ultima serata. Voltiamo pagina ancora, ci spostiamo in montagna e sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi le Dolomiti si sgretolano, il boato, poi una nuvola di terra e sassi, frana sul monte Marcora in Cadore. Il crollo spaventa San Vito, coinvolto un sentiero, le ricognizioni via terra in elicottero escludono però la presenza di persone. Oggi nuove verifiche del soccorso alpino e di un geologo della regione Veneto. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: un boato, maxi frana sopra San Vito, Cadore, crollo nel pomeriggio sulla Croda Marcora vicino a una ferrata, ma non sono segnalati escursionisti dispersi fortunatamente. Paura tra gli abitanti, ma i sassi non hanno raggiunto la strada. Sembravano tuoni, poi un polverone, si vedeva tutto bianco. Questo il racconto di uno dei testimoni. Il soccorso alpino dice: è pericoloso salire adesso, pronti a muoverci in caso di scomparsi. Elicottero dei pompieri sorvola la montagna e si tratta dell'ennesimo crollo sulle Dolomiti sopra San Vito di Cadore. Dalla montagna coperta dalle nubi dopo le 17 si è staccata una frana che ha fatto temere anche per la strada e l'abitato, ma appunto i sassi poi non hanno raggiunto la strada. Già stamattina gli uomini del soccorso alpino potrebbero salire per verificare anche eventuali danni alla ferrata. Siamo sul fragile gruppo Sorapis. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia
Dalla parte nord della regione, siamo nella Marca Trevigiana, un orso avvistato 2 volte alle porte di Vittorio Veneto. Il plantigrado è tornato a farsi vedere nell'Alto Trevigiano dagli escursionisti. Allarme in località Sant'Augusta lungo la strada sterrata che porta al Cansiglio. Sabato alle 7:30 un 70enne ha avvisato i carabinieri. Mi è passato davanti, ha raccontato. Ieri analoga segnalazione da parte di un 40enne. Interviene il sindaco Miatto, veterinario di professione, dice si tratta di un esemplare giovane, maschio, soltanto di passaggio. L'articolo di Paolo Calia sul Gazzettino di oggi. E per questo lunedì è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.